presentare questo nuovo capitolo del Sei Nazioni Under 20 che ormai a Treviso ha trovato la sua casa e oltre che la sua casa ha trovato anche una casa di successo. Treviso, la casa del Sei Nazioni Under 20, così Marzio Innocenti, presidente della federazione rugby, definisce un sodalizio sempre più forte che si rinnova quest'anno dal 2 febbraio al 15 marzo. Lo stadio Monigo ospiterà i 2 incontri della nazionale italiana nel primo giorno di competizioni contro Inghilterra e l'8 marzo contro la Scozia, mentre la Ghirada sarà il quartier generale degli azzurri. Ancora una volta il capoluogo della Marca accoglie il grande rugby dell'Under 20 grazie alla collaborazione con il Benetton, una sinergia che va avanti da qualche anno. Questi progetti hanno avuto importanti risultati e è la strada da continuare a seguire, le parole del presidente Amerino Zatta. È un momento importante per questo movimento, un momento importante per la città perché una manifestazione come questa del Sei Nazioni è una manifestazione ambita. Noi siamo orgogliosi di poterla avere a Treviso. Nel corso della conferenza stampa presentata la rosa dei 29 giocatori che scenderanno in campo contro Inghilterra e Scozia. Essere competitivi con tutte le squadre come abbiamo fatto gli ultimi 2 anni e soprattutto così avere qualche scalpo importante, diciamo, perché l'anno scorso, 2 anni fa con l'Inghilterra, l'anno scorso quasi con la Francia. Ufficializzato anche il nome del capitano della nazionale, sarà Jacopo Botturi. Anche questo è una responsabilità che abbiamo noi giocatori di dare l'esempio e di far vedere a tutti i ragazzi della nostra età, anche più piccoli, che ci guardano, di fare qualsiasi cosa per far bene. Il sindaco Mario Conte, esprimendo la soddisfazione sua e di tutta la città di Treviso, ha parlato anche del compito sociale che hanno questi giovani giocatori, definendoli influencer per il ruolo che hanno nel lanciare messaggi positivi ai loro coetanei. Avete una responsabilità dentro e fuori al campo, le parole del vice sindaco Manera. E proprio con questa missione è iniziata una collaborazione tra Under 20 e Consulta degli studenti contro la violenza sulle donne. È una novità di quest'anno e siamo contenti di fare questa, diciamo, collaborazione contro la violenza sulle donne e quindi cercheremo anche di far notare questo nuovo ramo.